Ultima domanda, Presidente Destro, qualche informazione, se ci puoi dare qualche informazione sulla tua attività, sulla Ariston Cavi, quindi il tuo ruolo, lo stato di salute e anche di fronte alla crisi, poi se c'è stato un'opportunità oppure meno di fronte alla crisi, quindi una diminuzione oppure un aumento degli ordinativi. Ariston Cavi, come ricordavi bene all'inizio, è un'azienda che produce e sviluppa cavi elettrici di bassa e media tensione. Abbiamo una storia che parte con la prima generazione, che era quella di mio padre, quindi una storia che parte nel 1958, quindi una lunga storia. Io insieme a mio fratello abbiamo ricevuto il testimone qualche anno fa e lo stiamo portando avanti facendo in modo che l'azienda continui sempre ad evolversi in termini soprattutto di innovazione e quindi non produciamo più cavi, diciamo, commodity con il semplice passaggio dell'energia elettrica all'interno dei suoi cavi, ma cavi invece che sono molto più specialties e quindi vanno ad alimentare infrastrutture, macchinari che sono sempre più complessi e vogliamo fornire un'intelligenza a questi macchinari e queste infrastrutture facendo quindi un salto qualitativo importante. Un'azienda che esporta più dell'85% del suo fatturato con diverse sedi nel mondo. Gli ultimi 2 anni sono stati degli anni buoni, nonostante le difficoltà di gestione delle complessità Immagino. che sono state enormi, però il mercato sta andando bene, un mercato chiaramente molto frammentato, un mercato che bisogna seguire con attenzione nel day by day, ma è un mercato assolutamente molto attivo. Noi abbiamo voluto anche fare durante diciamo la pandemia alcuni investimenti sia in hardware all'interno dell'azienda e quindi parlo soprattutto di nuovi macchinari che anche diciamo in soft skill rappresentato ovviamente dalle persone che sono un po' il cuore sempre pulsante delle aziende. Quindi abbiamo anche aperto all'inizio di quest'anno un'academy nostra aziendale che va appunto a formare sia le nuove risorse, ma a formare anche le risorse interne alla nostra bisogno di upskillarsi e reskillarsi su quelle che sono le nuove, diciamo, anche competenze richieste anche dal mercato. Ed è quindi un momento insomma estremamente vivace che va seguito con grande attenzione, però che sta dando ad oggi delle buone soddisfazioni. I suoi frutti. Ottimo, molto molto bene.